La vita è sogno e gli uomini sono fatti della stessa sostanza dei sogni. Lo diceva qualcuno. E io, guardate un po', sono fortunato perché casualmente so anche chi lo disse, tal Calderón de la Barca, noto drammaturgo di qualche secolo fa. Ed è una frase estremamente interessante e da questa frase io un giorno presi lo spunto per interrogarmi. La vita è sogno e gli uomini sono fatti della stessa sostanza dei sogni. Cosa potrebbe dire? Che noi viviamo ma in realtà stiamo sognando? Ma la domanda che viene successiva è: quando sogniamo, cioè perché stiamo dormendo, dove stiamo? È una domanda veramente interessante. Come a dire che in qualche modo, forse esagerando, noi siamo immersi in una sorta di PlayStation virtuale, con dei livelli sempre più difficili e con delle asperità da superare. Beh, è un'immagine estremamente interessante. Però, sempre rendendo omaggio ai sogni, io stanotte ho fatto un sogno. Ho visto un grande stadio dove c'erano tante famiglie con bambini che sorridenti attendevano l'inizio della partita. Sugli spalti c'erano fiori, essenze e profumi e financo incensi. Tutto era inserito in un contesto di grande fraternità ma anche di grande divertimento. Poi, per primo, uscì l'arbitro, la terna, la quaterna, insomma tutte quelle persone che oggi fanno parte della sceneggiatura del calcio. E, considerando che era un sogno, mi perdonerete, è uscita anche la VAR, o il VAR, a secondo se è la sua versione maschile o femminile, una robottina simpaticissima con gli occhi dolci e con il rossetto, che, arrivato al centro del campo, omaggiava gli spettatori insieme alla quaterna, la cinquina, la tombola della terna, quaterna, cinquina arbitrale e tutta la folla festante che si alzava in piedi omaggiando l'arbitro, la figura più importante del calcio. E, sempre poiché era un sogno, quest'arbitro, per regole che nasceranno in questo futuro ipotetico, possono esercitare soltanto dopo i 30 anni, anche perché ormai la vita si è allungata. Un arbitro può tranquillamente, secondo me, ma anche secondo la scienza, arbitrare fino a 50 anni, quindi da 30 a 50 sono 20 anni di esercizio. Ed era un ex calciatore perché non solo, come giustamente gli arbitri conoscono il gioco del calcio, ma l'aveva esercitato, quindi diciamo era una componente in più di possibilità di valutazione positiva nei confronti del gioco che si svolge all'interno di un campo di calcio. Ma la cosa straordinaria è che i colori della divisa dell'arbitro erano un inneggiamento ai colori del sole, sgargianti, colorati, luminosi. E la partita ebbe inizio, sempre nel mio sogno, in un clima di grande fraternità, dove i giocatori giocavano a calcio e non facevano quegli arrembaggi in 15 centimetri al centro del campo, che poi sono quella qualità che oggi non permette di vedere il bel calcio. Infatti il secondo tempo oggi è diverso dal primo tempo, mentre una volta il primo tempo era uguale al secondo tempo, solo che i giocatori erano un pochino più stanchi. Qualcuno forse non ricorda che una volta non si potevano fare cambi o forse uno solo, per cui se uno si faceva male la squadra restava in 10. Voi dite la vita continua, lo so, ma il mio sogno non è che tiene conto del fatto che la vita continua, è un sogno. E insomma questo mio aspetto onirico notturno continuava e finiva con una bellissima partita di calcio, di gioco del calcio, con gli arbitri giustamente severi, ma giustamente carichi di buonsenso, perché da ex calciatori hanno la possibilità di verificare meglio tanti momenti del gioco. E questo è un sogno, non è una critica, quindi i sogni non possono essere criticati, possono essere solo perdonati, ed è quello che io chiedo
agli spettatori, diciamo così, di questo piccolo sito il perdono. Umilmente il press vi chiede perdono. E domani noi abbiamo una partita, probabilmente sotto la pioggia incessante, battente, anche i temporali dicono, è un'atmosfera giusta per questo incontro. Il campo non sarà ovviamente in buone condizioni, anche perché c'è stato un periodo molto lungo di pioggia, di neve, e anche un campo in sintetico può rovinarsi, e questo si è veramente rovinato e lo metteremo a posto appena torna un po' di sereno. Quindi sarà una partita già difficile di per sé, ma ancora più difficile per le caratteristiche meteorologiche. Come andrà? Come al solito nessuno lo sa. Io da sveglio sto sognando che finalmente facciamo una vittoria, meritata, mi auguro meritata, ma dovrò anche accontentarmi di una vittoria non meritata, come del resto lo è stata la partita dell'andata, perché siamo stati molto fortunati. Unico episodio nella stagione del Monterosi. All'epoca mi dispiacque per il presidente Pierluigi Betturri e glielo manifestai, ma lui, che è un signore, ha detto: non ti preoccupare Luciano, così va il calcio. Quindi domani noi accogliamo il Trastevere a braccia aperte, perché è nelle mani di una persona degna di rispetto e assolutamente capace, e che tra l'altro a me personalmente sta immensamente simpatica. Quindi viva anche il Trastevere, viva una bellissima partita di calcio, e vinca chi deve vincere. E in questo caso uno anche si chiede: ma chi è che decide chi vince? Il fato o una squadra? Anche questo è un bel interrogativo. Come sempre, pace, gioia, e ci metto anche generosità, che non l'ho mai citata perché è una bella cosa nella vita degli uomini di tutti i giorni. Alleluia!